Hanno trasportato per anni migliaia di persone, ora hanno il compito di trasportare idee e memorie del passato alle nuove generazioni. Sono gli autobus e i mezzi di trasporto pubblico che l'Associazione Nazionale Imbus Club, presente anche in Veneto con la delegazione regionale, cerca di recuperare e di valorizzare prima che finiscano in un centro di demolizione. Sabato scorso, nella sede di Eurodiesel a Verona, è uscito dall'officina un luccicante Imbus AS 280 FT Turbo, un auto snodato da 280 cavalli in servizio dal 1986 per l'azienda PT e dismesso nel 2011 da ATV. Il nostro obiettivo è quello di preservare e valorizzare i mezzi di trasporto pubblico, la storia del trasporto pubblico, per metterla a disposizione delle giovani generazioni, di tutte le generazioni, anche per ricordare com'era il trasporto. A contribuire al restyling del mezzo è stata la stessa azienda Eurodiesel. Ci siamo messi a disposizione per ospitare un paio di mezzi che erano stati recuperati dalla municipalizzata di Verona TV e alla fine abbiamo fatto anche un intervento di ripristino del mezzo, della carrozzeria e della parte anche meccanica. Ospiti della giornata gli studenti di meccanica dell'Istituto Professionale Giorgi di Verona, che hanno potuto vedere da vicino l'autobus storico e che hanno proseguito poi la loro visita all'interno dell'azienda per capire come funzionano i processi produttivi di un'officina moderna di mezzi pesanti. In una giornata come oggi riusciamo a valorizzare i mezzi anche da un punto di vista didattico, perché i ragazzi in questo caso hanno l'occasione di confrontarsi con i veicoli pesanti che nel settore formativo automotive in questo momento c'è bisogno di figure professionali formate.